Luca Ferrazzoli, già sindaco dell'ormai ex comune di Cismon del Grappa, scende in campo e si candida alla poltrona di primo cittadino del neonato Val Brenta. La sua una civica, Val Brenta Civica, che nasce in seno al comitato del sì che ha lavorato per la fusione dei 4 comuni Cismon, Valstagna, San Nazario e Campolongo, autoescluso, lo ricordiamo, Solagna. Nella nostra squadra ci sono persone di esperienza, quindi 2 ex sindaci, ma anche tante novità, nel solco appunto di un lavoro che deve essere legato al passato, alla tradizione, all'esperienza, ma che deve anche guardare al futuro, quindi innestare nei pensieri delle persone che c'è una realtà più grande, una comunità più ampia che si chiama Val Brenta, che ha la finalità di valorizzare le singole municipalità ma guardando oltre. Ecco, la paura iniziale proprio ancora prima del referendum era proprio questa, ovvero di distruggere l'unicità di ogni paese, di ogni realtà. Non sarà così. No, anzi, noi ci siamo messi insieme per valorizzare le tipicità, è proprio mettendo in rete le nostre tipicità che noi potremo dare delle offerte migliori dal punto di vista della qualità della vita, ma anche dell'offerta di lavoro. E parlando di Val Brenta non si può non parlare del tema caldo della trafficatissima Val Sugana. Sono dei soldi che sono previsti per il finanziamento della progettazione di quel tratto come ammodernamento e quindi in sostituzione al proget. Noi stiamo già lavorando, ma proprio il fatto di avere un ente unico consentirà di superare quelle criticità che finora hanno impedito di trovare una soluzione.